Allora, tu hai vinto il Tokistan, vuol dire che il vin di Cormon, cioè di là di Hague, si sposa migliore o di là dal club? In Austria. Sì, in Austria. Il Friuli Imperial, no? Tu sei stata a visita al Friuli Rignicol, come si diceva. In Italia. No, sono due boys, sia di qua che di là, che stanno là bene a me, il prossimo anno là bene un altro. Dicevi che hai un'annata 2013, no? Che cala un'annata 2013, noi come azienda in Furco 2014 avevamo più tardi come ogni anno. Sicuramente i vins 2014 che sono un po' più in lavoro con i tempi, dimostreranno la sua qualità un po' più in davanti. Comunque l'annata è promet bene, no? Anche l'ultima. Anche la 2014 rispecchierà la zona evocata del Friuli per i vins blanchi. È stato presentato? Un Tokai Coglio 2013. Non un friulano ma un Tokai. Si scrive friulano ma si legge Tokai. No, si scrive friulano ma si beve Tokai. Sicuramente. Allora la fiera è di qua e Agnol Bottos, che non è che vai a vedere se ti rispondo. Che cala il barbe Agnol invece di qua. Ma se volete chi stanno si presenta per 46esima volta. Io non sono il presidente, io sono... Tutto senso poco il podestà da fiera. No, io sono il onorari, ecco, e tengo alla festa perché ho fatto 20 anni di questo ciclo qua, e così come la festa che è in buoni mans, è sempre migliore. Noi abbiamo avuto periodi più duri di chi qua, però è sempre avuto superato. Ecco. Sì, ma perché il vino si può anche bevi? Perché il vino è un alimento. Non è, tu lo bevi per alimento, lo bevi per fare feste, tu lo bevi per il gusto di stare in compagnia, il vino tira dunque la compagnia. Senti maonese. Sì, sì, ecco. La particolarità dei vini orientali, in particolare, che sono a chiaval col club. Siamo un club. Dopo dagli udri. Non stiamo a fare campanellismo perché ormai siamo uniti anche con la Slovenia, no? E allora le bieli le bieli si tutti insieme, che il vino tem la compagnia, tem l'allegria, tem ogni dolce. Ecco. E qua bisogna che a qua no, vengono una zona particolare che vengono anche a bere e a cercare i nostri vini. 5 giorni di festa, 5 giorni di sborni a fiscia. 5 giorni di forlanità, ma soprattutto non si va a casa col mal di chiave. Ecco, il mal di chiave, ecco, anche tu superi lì. Ma qua non va il mal di chiave. Ecco, bene, bene. Partasse all'interno dal tendon che l'ospite anche l'enoteche insomma da fiesta dal 24 per sentire altri personaggi se sentite di loro insomma se degustazione che io ne sentiva. Presidente della provincia di Udine Pieri Fontanella è presente, lo vedete già col time mi par buono. Sì, è il vin di qua, il blanc di qua e noi vin di fa onore al vin delle zone dei colli orientali perché così tal cur, la migliore produzione del vino di queste terre. Calvator Palmonte, le conosciute, e il vino fallo conoscere in che modo di poi, perché è un vino eccezionale. I blancs e furlans sono i migliori blancs, io direi dal mondo. L'Italia ormai è riconosciuta, ma credo anche un po' di battiti. Sono particolari. Sono particolari, hanno un profumo unico e dopo sono di alte qualità. Quindi cin cin e vive i vins del Friuli. Se volete, voi come voi Presidente, essere capo di un ente intermedio e dà una mano alla ente per poter promuovere il territorio. Ma lei continua a fare questo lavoro che dopo non sai che lo farà, avrà di farlo la regione, ma la regione lo fa già. Noi ieri in di supporto, no? Tra l'altro ci devi in Dio da che spiccioli realtà che sono più legati al territorio, come chi è queste feste dal vino, no? E dopo non lo sai che lo farà. Io spero che si continui a tenere alto il nome del Friuli e il nome dei nostri prodotti, dei nostri vini, perché è una risorsa per chi vive in Friuli e anche perché vogliono fare qualche investimento in un settore che
al po' da soddisfazione come il Caldalvegno. Pieri Vilote, per cronache, con la farfalina una volta per televisione, no? Che l'area a fare gli giornalisti, ma lei in professione. Soldi io che la farfalina sotto. Voi come vuoi tornare a presentare chi svinse, dai una spinta in più, una sburtata in più? Allora Gialle, no, il vin Special Blanc non ha concorrenza. No, al va al mondo e è forse la miglior roba che arrivi a portare al mondo. Ma i furlans non capiscono che da ur dal vin bisogna che vendi il loro paese. C'è vuol dire che da ur dalla bottiglia, cada ur, bisogna mettere un quadrato con che i quadratucci con Che arriva a capire. si chiama QR code. Con che lì si va col telefonino e si vede di dove calven che il vin. Allora tu mostri la famiglia che lo fa, la cantina, il paese, le montagne intorno, le colline, il mare. Tu mostri il tuo territorio e allora non tu vendi il nome che il tuo vino, tu vendi su un territorio. Vuol dire che là dentro, da che tu sei centrato in quel martiano, non ti porta più via nessuno, perché tu diventi come il champagne, ma non le capisci. E stato per non le capisci, perché hanno paura che se vanno a via del territorio intorno, vedono anche che altre aziende, i concorrenti. Paura di essere, che parole là? Se vanno in denaro così, la si perde. Comunque l'importante è che il vin che sta non sa di sé. No, non lo sa di sé. Mai di sé. No, il vino non sa di sé. Che di che stanca c'era il cutuardi non è il mio, perché vengo di una nave disgraziata su tutta l'agricoltura. Ma è sempre buono. Adesso però dobbiamo parlare in italiano, non più in marilenga, perché andiamo a sentire degli amici che arrivano, pensate, niente un po' di meno che dal Trentino, nella zona di Borgo Valsugana. Vergine Valsugana. È una bella festa e si beve del buon vino. Ma sai parlare anche il friulano? No, quello Sai, no, mi dispiace. anche se con V8 non ti ha spiegato. Non mi ha spiegato niente. La verità, dovete venire in Friuli per bere bene. Sì, in Friuli sì, c'è del buon vino e si beve bene. Come si dice dalle nostre parti? No, Mica monades. mica monade dalle nostre bande. Invece lei, Bene, è buono, il vino è molto buono. noi sappiamo che tu sei a Udine perché? Per il tirocinio con la scuola, con l'università, Cosa fai di bello? infermieristica. Dunque anche curi il vino, Sì, i postumi. soprattutto i poveri. No, se si può prevenire. Meglio. Soprattutto bere sano, principio friulano. Esatto. Madrina della serata, non scappare via. Dopo dici che non mangi mai. Sì, allora è stata... Lei è la madrina. Facciamo che sei tu. Sei tu la madrina o no? No, io sono la presentatrice, Elisa Mattaloni, dell'agenzia Make4You, e martedì venite tutti a vedere la selezione di Miss Mondo. Presente qui. Che presenterò io assolutamente. Quest'anno che edizione è per te a Corno? È la seconda edizione a Corno di Miss Mondo e in attesa delle finali di Gallipoli, a cui facciamo un grosso in bocca al lupo a tutte le ragazze. Abbiamo una prefinalista qui, Gloria Guerra. Bene, allora mi resta che dire Elisa, Omar, diciamo così, la fiera dei vini di Corno e siamo in pole position. Assolutamente sì, viva le nostre Miss e viva il vino. Andiamo a sentire anche la madrina. Mi alzo. Azza quanto è alta. Mi alzo purtroppo. Allora, quest'anno hai vinto, andrai a fare le finali. Sì, Contenta, preparata? contentissima, assieme alle altre mie carissime 5 amiche andiamo giù, proviamo a portare a casa qualche fascia importante e sicuramente rappresenteremo al meglio il Friuli. Senti una cosa, la preparazione a una finale importante come si fa? Allora, bisogna essere molto calmi, bisogna partire con il sorriso e con l'obiettivo di divertirsi, perché vincere non è essenziale, bisogna andare là, fare amicizia, imparare tante cose e l'unica cosa fare un po' di dieta, perché non si può esagerare, no, prima di una finale. Ma poi soprattutto, permettimi, questo è l'arma vincente. Sicuramente il buonissimo vino friulano come può non farmi vincere? Auguri. Grazie. Abbiamo anche Bottussi, prima abbiamo sentito il papà, adesso sentiamo il figlio, sempre si continua nella tradizione. Sì, sperando di fare meglio, no? Chi sta? Dice la verità, dal viene furbon.
Era un'annata particolare che abbiamo fatto il nostro meglio per ottenere i vini migliori che potevamo. Non sa di Tapon, chi sta... Ma di Tapon è un altro discorso, ecco. Spero che non si vede mai di Tapon perché io ne brutte robe, ecco. Ti la sei al tour. Andiamo a sentire questa simpatica signora o signorina, com'è andata? Bene? Buonasera, benissimo. Vedo che già Sì, si degusta, si deve degustare qua. piace il vino, Porca miseria, e qua è buono, quello giusto. e qua è buono. Possiamo dire che dà una spinta in più. Assolutamente sì. Ecco qua, sentiamo la signora che ha mezz'ora che aspetta di essere intervistato. Ecco, abbiamo preparato un buon rinfresco per dolce, spero che siete per fulan, per Tempo il tempo. ma e dicono che venga la ploe, però. Ma che non si bagna. No, è ben taponata, dai. facciamo un spray. Ma ogni anno sempre miglior, dai. L'importante è che la enti presente. Sempre, sì. Vi ringrazio di avermi intervistato, Becchiamo al volo il vicepresidente Sergio Bolzonello, quest'oggi possiamo dire va a calare la sua figura di assessore all'agricoltura, visto che dalla prossima cede, come si dice, lo scettro, però rimane sempre in sella, no? Anche è ben carico, anche perché mi passano tutte le politiche comunitarie, quindi vabbè. No, ma al di là di questo l'agricoltura io continuerò a seguirla nella delega della cooperazione. Voi sapete che oltre il 50% dell'agricoltura è rappresentato dal mondo cooperativo, quindi non è di fatto un abbandono, anzi. Abbiamo chiuso il programma di sviluppo rurale, il PSR, adesso è all'attenzione della Comunità Europea, è già stato caricato in piattaforma, basta solo il bollino finale. Deve iniziare tutta la partita legata ai bandi e quindi io tutta la parte delle crisi eccetera, assieme alla Presidente e alla maggioranza abbiamo deciso questo passaggio. Dopodiché il mondo dell'agricoltura è il mondo su cui dobbiamo puntare forte, perché l'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia può rappresentare veramente un'ulteriore bocca di fuoco per quanto riguarda la parte relativa al PIL, quindi all'economia, e dall'altra parte al lavoro, quindi ai posti di lavoro, all'occupazione. Che assessorato lascia in gestione al nuovo assessore? Ma come dicevo, abbiamo chiuso tutta la parte del PSR, quindi il piano di sviluppo rurale è pronto, 300 milioni di euro, 296 di preciso, pronti ad essere immessi nel circuito. Abbiamo sicuramente una partita importante giocata sulla parte del vino, perché abbiamo la DOC Friuli che proprio martedì prossimo andrà a consolidarsi con la presentazione delle firme, assieme alla partita della DOC del Pinot Grigio che verrà portata avanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, una parte legata al lattiero caseario che è in difficoltà ma che inizia a trovare un minimo di percorso. Dobbiamo mettere la mano molto forte sul cerealicolo, quindi mondo in movimento che inizia a parlarsi un po' di più, capisce che c'è bisogno di una promozione che sia una promozione congiunta, e il vero tema su cui continuerò a battere da assessore all'industria, da assessore alla cooperazione, è quella della parte della trasformazione dei nostri prodotti. Troppi prodotti dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia finiscono trasformati in altre regioni. Noi dobbiamo portare qui l'agroindustria, riuscire a fare qui agroindustria e produzione. Anche quelli che lavorano dietro le quinte, sei fase di bonsio. Fricco. Di Cagliostro? Patate, di Cagliostro. Ecco le patate sfurlane. Sì, bravo. Io fricco spingo buono. Sì, già sulle cinquantine anche oltre. Insomma, alla fine si produce. Sì. Alla segna lavoro. Grazie. Bene, come vai signora? Ben. Sta andando bene, tutto a posto? Dio, come Lei si sta divertendo? Sì. Grazie in quanto è fricco. Ma solo la sfurtagna per diventata, per scommettarsi. Buon segno, sì, è un buon auspicio. Allora, si lavora. Allora, ci giriamo, vediamo qui la signora che sta distribuendo pasta. Volontà. Buonasera. Pasta volontà. Pasta volontà quante ne volete? Anzi, in abbondanza, nei chioschi vi aspettano anche con gli gnocchi. Ci accontentiamo. Va bene, perfetto. Andiamo a sentire il volto positivo dell'amministrazione comunale di Corno, che sono queste due splendide rappresentanti, le due assessora o assessore. Questo è il primo round. Sì, infatti sono stata eletta l'anno scorso a maggio
La prima festa del vino che faccio come amministratore comunale, sì, è un po' emozionante. Collaudo c'è. Com'è? Collaudo c'è. Chiaramente. No, boh, diciamo che ho partecipato in via ufficiosa gli anni precedenti perché ero nella banda a suonare, quindi di conseguenza ero presente sempre ogni anno. Quest'anno è diverso perché fai parte degli amministratori, quindi è tutto un altro mondo, bello però. Assessore alle politiche sociali invece cosa ci dice? Anche per me è la prima volta in via ufficiale, tutta un'altra emozione stare dall'altra parte della barricata, ovviamente l'organizzazione di un evento così importante per la nostra comunità, per il nostro territorio è estremamente complicato, tutti ci siamo dati da fare, in particolare le persone coinvolte con il gruppo viticoltori e le componenti delle associazioni. Infatti un pensiero e un ringraziamento in particolare va appunto alle associazioni del territorio che fanno tantissimo e anche in queste occasioni si dimostrano come punto fondamentale della promozione del territorio. Anche quest'anno è cominciato bene. In Furlano italiano? No, quest'anno veramente bene. Si è arrivato finalmente a 46 anni di queste attività da festa di Quar. Si può dire che a Quar è la prima festa in Friuli per 46 anni che il vino è sempre stato servito da bottiglie in vino etichettati, ma soprattutto bevuto, assadato a tazze di vero. È molto importante. Tutti gli aromi e di fiat al vino. Sì, se andate sarà invece il 2014. Ma cominciamo come comò per me e prometto benissimo annate. Sin il germogliamento al biel uniforme e sin da ora di un mese rispetto all'anno passato. Per cui in teoria verrà una vendemmia come una volta, da settembre a ottobre. Allora, il latte bene a chi sta? Sì, a Corno è un posto eccezionale. Al di là di quello che è la fiera dei vini, ma pensate che da pochissimo tempo è nato anche il biodistretto, no? Proprio questa voglia di tutelare il territorio per migliorare un aspetto che già era di alto livello e migliorerà ancora, per cui non aspettiamo altro che avere turisti che vengono qui e alla fiera dei vini sicuramente è uno dei posti dove mangi e bevi alla grande, tra l'Enoteca dei Colli Orientali e tutti i chioschi e il fatto che la struttura di Corno è un posto dove si sta bene, è chiaro. Senta Presidente, per concludere con lei, le faccio anche la solita domanda, insomma, il 2014 che eredità porta al 2015? Il 2014 è stata un'annata di studio, secondo me, io l'ho detto più volte, noi che ad esempio nel Consorzio Colli Orientali abbiamo una struttura di assistenza tecnica di altissimo livello, lavorando benissimo siamo riusciti a portare a casa delle cose interessanti, che può essere che fra qualche anno ci troveremo dei risultati interessanti, perché sono dei vini che sono un po' abbastanza snelli, ma che potrebbero avere una bella durata nel tempo, hanno una bevibilità molto alta, potrebbero creare delle sorprese interessanti. Già abbiamo sentito qualcosa nelle ultime 2 o 3 settimane, perché non dimentichiamo che Nata Così porta dei vini che verranno buoni secondo me dopo agosto, per questo sistema che hanno. Poi aspettiamo, insomma, potrebbero darci delle sorprese. Insomma, ai detrattori possiamo dire manco l'internet e più il Cabernet. Che roba è lei?